Lasciamo passare. È riuscita a parlare con suo figlio? Sì, Come sta? speriamo che bene. Tu come stai? Anch'io Meglio? un po' meglio, sì. Tornerà a casa? Speriamo che ritorno insieme, sì. Sei positiva? Un po'. Sei preoccupata? Vuoi dire Magari qualcosa, Bogdan? Tanto, Bogdan, tanto. posso fare qualche cosa? Dove? Dai, lasciatela che è ancora scioccata, dai, lasciatela Sì. stare. Nascosta dietro a grandi occhiali neri e col volto coperto dalla mascherina, Alexandra, la mamma del piccolo Davide di 5 anni, esce dalla caserma dei Carabinieri di Padova. È riuscita finalmente a parlare con il suo piccolo, ritrovato con il padre al confine ferroviario tra Ungheria e Romania. Tanto felice. Speriamo che ritorno e facciamo un video insieme. Alessandra, togliti un secondo la mascherina, un secondo solo, dai, ti faccio una foto. Abbassi la mascherina un secondo. La macchina. È provata da questi giorni, poca voglia di parlare. Dopo martedì, quando il suo ex compagno le ha sottratto suo figlio, niente è stato più come prima. Vuole tornare a casa velocemente, sperando di poterlo riabbracciare al più presto, ora che lui è in Romania in una struttura protetta. Accompagnata dai familiari, sale in macchina con il cuore ora gonfio di speranza. Grazie per voi, grazie per tutto.